Buongiorno, ben trovati, buona domenica telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche oggi per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Abbiamo tanto da riferirvi, cominciando proprio dagli ultimi minuti, perché si è registrato poco fa un incidente mortale sulla Feltrina. Siamo nella zona di Montebelluna, di Biadene per la precisione, nelle vicinanze della caserma dei Vigili del Fuoco che dà per l'appunto sulla strada regionale. Un'auto si è scontrata con una bicicletta, un ciclista che si stava allenando e l'uomo è morto praticamente sul colpo. Al momento non vi do né generalità né altro, perché è tutto in evoluzione, ma c'è appunto questo scontro mortale di cui darvi conto, per l'appunto sulla strada regionale Feltrina, all'altezza della caserma dei Vigili del Fuoco di Montebelluna. Quindi siamo nella zona di Biadene. Chiaramente sul posto ci sono i carabinieri di Montebelluna, i Vigili del Fuoco, gli operatori del SUEM 118 che hanno fatto l'impossibile, ma per l'appunto per quest'uomo non c'è stato nulla da fare. Ovviamente nel corso di questa prima edizione vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso. Non è ancora chiara evidentemente la dinamica. E questo all'indomani di un altro tragico incidente sulle strade in Alto Adige. A perdere la vita un uomo di 67 anni di Cortina d'Ampezzo, Marco Lacedelli. Stava percorrendo la strada verso il passo della Mendola all'altezza di Castelmasaccio, e quando al sesto tornante c'è stato questo scontro fatale con un ciclista tedesco che attualmente versa in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il ciclista stava scendendo dal passo mentre il motociclista, salendo, ha allargato la traiettoria, una manovra che è risultata fatale per il Centauro. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Pelican 1 con il medico d'urgenza, la Croce Bianca, i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Vi devo dar conto anche di un incidente sul lavoro molto grave. Ieri sera siamo nella zona di Arzignano, nel Vicentino. Lo possiamo vedere anche dall'apertura del giornale di Vicenza Online. Un operaio di 54 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro all'interno di un'azienda specializzata nella lavorazione di metalli di Arzignano. Per cause in corso di accertamento, l'operaio è rimasto schiacciato da un pesante coperchio mentre era intento a eseguire dei lavori di manutenzione in un macchinario. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno allertato i sanitari del SUEM 118. Ora l'operaio è ricoverato in condizioni molto serie nel reparto di rianimazione della San Bortolo di Vicenza. E c'è stato anche un altro incidente nella notte. Siamo nella zona di Mestre. Al momento ho davvero pochissimi dettagli. Quello che vi posso dire è che un ragazzo di 25 anni, un soldato americano, a quanto pare è stato investito da un treno. Questo giovane, questo 25enne, si trova ricoverato in rianimazione all'ospedale All'Angelo di Mestre. Anche qui le dinamiche non sono del tutto chiare. Vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso nel corso di questa prima edizione. E noi rimaniamo a Mestre, iniziando con i servizi, con questi controlli straordinari della polizia, che nella giornata di ieri hanno impiegato una vera e propria task force di uomini e mezzi, controlli straordinari sulle strutture alberghiere, nei bed and breakfast, e questi sono i risultati. Squadra mobile, polizia amministrativa e locale hanno passato al setaccio diverse strutture alberghiere nella zona della stazione di Mestre, via Piave e via Fratelli Bandiera a Marghera. Si è trattato di accertamenti amministrativi finalizzati a evidenziare situazioni di degrado e criminalità. L'attività della questura mira infatti a verificare la regolarità nella gestione delle ricezioni alberghiere, sia per evitare mancate identificazioni degli ospiti, sia per contrastare la permanenza eventuale sul territorio di persone che possano costituire un rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico.
Negli hotel sono state così rintracciate 2 persone già destinatarie di un foglio di via obbligatorio dalla provincia di Venezia. Una è una donna sospetta borseggiatrice, l'altro straniero è risultato essere irregolare sul territorio nazionale, pertanto ha affidato l'ufficio immigrazione che ha avviato l'iter amministrativo per procedere alla sua espulsione. Sicurezza e ordine pubblico, andiamo a Vicenza per l'operazione Stazioni Sicure. Operazione Stazioni Sicure, focus dei controlli straordinari coordinati dalla Polizia Ferroviaria di Verona sui principali scali ferroviari del nord-est, in particolare in 4 province, tra cui Vicenza. Gli agenti per un mese hanno monitorato il flusso di viaggiatori in partenza e in arrivo nel principale scalo berico verso le tratte regionali in direzione di Tiene, Schio e Bassano del Grappa. Controllati soprattutto i treni maggiormente critici circolanti nell'orario serale. Complessivamente sono stati 23 gli scali coinvolti dai controlli al fine di garantire la sicurezza dei viaggiatori che si spostano in treno nella stagione estiva. 2.200 le persone identificate, con controlli campione dei bagagli al seguito. Un 40enne cittadino italiano d'origini polacche è stato arrestato ai fini dell'estradizione in Polonia. Era ricercato con una condanna passata in giudicato per guida in stato di ebbrezza. Fermati e denunciati inoltre 2 soggetti inottemperanti alle misure di prevenzione personale emesse dal questore di Vicenza. Sempre per la cronaca andiamo a Trieste per una vicenda che fa discutere anche a livello nazionale, visto quello che è successo in queste settimane, gli episodi di Palermo prima, Caivano poi. Procede infatti con estrema cautela da parte della squadra mobile l'indagine per risalire a quanto accaduto giovedì sera in piazza Vittorio Veneto. Una ragazza minorenne ha raccontato di essere rimasta vittima di pesanti molestie e sessuali, così a Trieste. Un giovane cittadino straniero conosciuto attraverso i social. La squadra mobile della questura è sulle tracce del ragazzo che 2 sere fa avrebbe molestato una sedicenne triestina. Sono le 23:30 di giovedì sera. I 2 passeggiano assieme e raggiungono piazza Vittorio Veneto. Secondo la testimonianza della giovane, sarebbe stata trascinata nel sottopasso della piazza in corrispondenza del parcheggio. La squadra mobile sta cercando di capire cosa sia effettivamente accaduto, se cioè il ragazzo abbia abusato della sedicenne, se si sia limitato ad un tentativo di violenza oppure se la giovane sia stata pronta e determinata a difendersi. Sul posto, oltre alla polizia, anche gli operatori del 118 che hanno trasportato la minorenne in ospedale al Burlo. Gli esami cui la giovane è stata sottoposta saranno dunque fondamentali. La ragazza avrebbe fornito alle forze dell'ordine anche le generalità del presunto aggressore, pure lui sarebbe minorenne, particolare che induce la squadra mobile ad operare con la massima cautela. Nel Padovano, ultima ora cattura violenta, rapina in villa, malmenati padre e figlio, così riporta il mattino di Padova.it. In questo momento la notizia viene riportata anche dal Gazzettino online. 4 individui, secondo le testimonianze della famiglia che abita nella casa di origine nordafricana, si sono introdotti nell'abitazione armati di Cacciaviti. Quindi una rapina violenta a Cartura, così riferisce il mattino di Padova, ma adesso la stanno battendo un po' tutte le agenzie. Tra l'altro nel Padovano, dopo il colpo di agosto a Borgoricco, 2 giorni fa la banda del SUV ha colpito a Vigonza. 4 persone molto distinte a bordo appunto di un SUV nero hanno razziato un'abitazione nel tardo pomeriggio, quindi ci sono anche delle analogie. Chiara Gaiani. Si vede anche l'erba un po' pestata e sono usciti da qui. Nessuno si è fatto male, ma per l'ennesima volta questa abitazione di via Tintoretto a Vigonza, dove Chiara Camporese Bellini vive con la famiglia, è stata razziata da una banda di ladri che già avrebbe commesso un colpo a Borgoricco. Agiscono in 4, distinti. Il palo è la guida di un SUV scuro. È un SUV nero, praticamente nuovo, un SUV veramente lucido, che qui con la terra insomma si sporca, è proprio pulitissimo, e adesso il modello non saprei, però è sicuramente molto, molto distinto, anche lui vestito, anche gli altri, pantaloni scuri, gilet, camicia, berrettino, comunque sempre
sembra quasi una divisa. Un colpo da manuale eseguito con calma, con i ladri entrati forzando il portoncino d'ingresso e usciti dalla finestra del bagno lasciata aperta. Freddo e lucido il Paolo alla guida del SUV che alla mamma, rincasata poco prima di Chiara, aveva addirittura chiesto se avessero camere da affittare. Sulle 19:15, allora 19:15 mia mamma è tornata dal lavoro, che abbiamo la serra qui di fronte, e io dopo 5-10 minuti sono arrivata anch'io e qui praticamente ho visto sto SUV parcheggiato. Ho detto che strano, perché sì, non siamo in città che parcheggiano le macchine davanti ai cancelli, e infatti volevo quasi chiedere, non so, le serve qualcosa, e visto che digitava qualcosa sul telefono, e invece mia mamma mi dice no, entra, chiudi il cancello. Ho detto che strano, e fatalità, e infatti dopo poco sono entrata, chiudo il cancello e vedo che parte lui e sì, con calma, molto tranquillamente, non da fuga, e si dirige verso appunto lo stop, e dopo ho visto gli altri che scavalcavano E scappavano. sì, ma con molto calma. In casa Chiara e la mamma hanno trovato un disastro, tutto rovesciato, armadi aperti per un bottino di poche centinaia di euro. Oro non ne abbiamo più, racconta sconsolata, perché purtroppo non è il primo furto subito dalla famiglia, proprietaria della vicina serra, in casa e anche nell'attività. Il fratello ha cercato di aggiustare il portone, ma adesso resta la paura. Di notte dice pure che ritornano, devi comunque blindarti dentro, ed è uno schifo, perché cioè, uno lavora per poi ridursi così, proprio non va bene, no. Questo il racconto di quanto successo a Vigonza. Vi dicevo prima di questa rapina in villa a Cartura, ritorniamo sulla notizia, ritorniamo sul mattino di Padova. È successo ieri sera verso le 21, 4 individui, come dicevamo prima, secondo le testimonianze della famiglia che abita nella casa, individui di origine nordafricana, si sono introdotti nell'abitazione che si trova in via Comungrande, armati di cacciaviti. All'interno c'erano padre, 67 anni, madre e il figlio quarantenne. I malviventi si sono accaniti sui primi due, li hanno minacciati, strattonati e colpiti con calci e pugni, si sono poi fatti indicare dove fosse la cassaforte e hanno portato via 3.000 euro. Prima di andarsene hanno preso da un cassetto le chiavi di una macchina, una Lancia Y della famiglia. Immediatamente è stato dato l'allarme alle forze dell'ordine che si sono recate sul posto. Padre e figlio invece si sono recati all'ospedale per le cure del caso. Fortunatamente non sarebbero gravi. Lo riporta anche in home page, ecco, anche questa è un'altra prospettiva, il Gazzettino.it, rapina in villa all'ora di cena, armati di cacciaviti, padre e figlio picchiati, ricoverati in ospedale, cercavano la cassaforte, avete sentito, avrebbero portato via questi 3.000 euro, è evidente che le indagini sono in corso. E noi ritorniamo per un attimo, a Cordovado, paese che per tutta la settimana, per buona parte della settimana, è stato al centro dell'attenzione non solo locale per Luca Orlandi, per questo ingegnere 55enne originario di San Donà di Piave che si era barricato in casa, è rimasto barricato in casa, armato fino ai denti sostanzialmente per oltre 50 ore di trattative serrate che poi hanno portato alla resa venerdì praticamente a mezzogiorno, ve lo abbiamo raccontato in diretta tra l'altro con il nostro Lucio Zanato. Dovrà ora rispondere di procurato allarme e resistenza pubblico ufficiale. Dopo essersi consegnato spontaneamente alle forze dell'ordine, infatti Orlandi è stato accompagnato in ospedale a Pordenone dove si troverebbe tuttora per verificare le sue condizioni psicofisiche. Da oltre 2 anni non usciva quasi mai di casa, questo è uno dei particolari emersi dopo qualche ora dall'inizio di questo asserragliamento. Lo ha fatto appunto al termine di una lunga trattativa consegnando una pistola, un fucile, una carabina semiautomatica e quasi 500 munizioni, una vera e propria Santa Barbara.
E noi adesso andiamo sull'altopiano di Lamon, quindi siamo nel Bellunese, nel Feltrino occidentale, perché c'è un'allerta, c'è stato un avvistamento che è ritenuto serio, verosimile, credibile da parte della stessa polizia provinciale. È stato avvistato un orso e lo stesso sindaco sui social invoca prudenza. Un'orma stilizzata è il segnale di pericolo. Con questa immagine il comune di Lamon ha scelto di comunicare ai propri cittadini l'avvistamento di un orso nella zona di Laei, nell'area del Monte Coppolo. La notizia è stata confermata dai carabinieri forestali, cui un escursionista si è rivolto dopo aver intercettato il plantigrado. Non un incontro vis-à-vis, spiegano i carabinieri forestali, tanto che il segnalante non è stato in grado di riferire dettagli, ad esempio, circa l'età dell'orso. Ma per gli accertamenti che abbiamo svolto riteniamo che l'avvistamento sia attendibile, dicono i militari. È verosimile che l'orso possa avere sconfinato dal vicino Trentino. Le circostanze ci inducono a pensare che sia verosimile, afferma il tenente colonnello Riccardo Corbini, comandante del gruppo Carabinieri Forestali di Belluno. L'area in cui c'è stato l'avvistamento viene ritenuta idonea alla presenza, sia pur temporanea, del plantigrado. Le verifiche in corso sono svolte anche in collaborazione con il personale dei parchi e dei servizi trentini per individuare ed eventualmente identificare l'orso. Dell'attività è stata informata la Polizia Provinciale. Il sindaco di Lamon, Loris Maccagnan, raccomanda la dovuta cautela pur con la consapevolezza che l'orso potrebbe avere già fatto rientro nel suo territorio. Così dunque sul Monte Coppolo in località Lei per questo avvistamento. E noi rimaniamo in montagna, ma per una storia, per un appuntamento di tutt'altro tenore. Andiamo sul Monte Tomba con il nostro Lucio Zanato, perché oggi sul Monte Tomba è una giornata davvero particolare. Buongiorno Lucio, a te e ai tuoi ospiti. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, siamo in punta al Monte Tomba e siamo con il consigliere nazionale Luigi Lai, perché qui c'è stata la cerimonia, la consueta cerimonia della prima domenica di settembre, dove vengono convocati tutti gli eserciti che qui hanno combattuto nel segno della pace, e per l'ennesima volta è stato la pace il grande richiamo che è stato lanciato anche da quassù, non è vero consigliere? Beh, sicuramente essere qui oggi attorno a questo monumento ha un profondo significato, perché rappresenta la pacificazione tra i popoli, in quanto la presenza di ben 8 bandiere estere vuol dire che ormai è un connubio su cui non si può dimenticare, perché la storia è stata fatta sia da una parte che dall'altra, dalla nostra appunto Italia, Austria e quant'altro, ma soprattutto sono tutti elementi che ormai devono unirci e far sì che il ricordo, ma soprattutto il rispetto e la testimonianza di quanto hanno condiviso questo percorso ci permetta di vivere in pace, ma soprattutto avere anche la consapevolezza che qua si sono consumate delle grandi tragedie a cui non si può non dimenticare, ma soprattutto deve andare per sempre il nostro omaggio. Ecco, lei ha detto è la prima volta che vedo una corona d'alloro dedicata ai caduti, però che ha i simboli di tutte le nazioni. Sicuramente la cosa che mi ha maggiormente colpito, perché venire qua sul Monte Tomba innanzitutto secondo me merita venirci in silenzio, ma l'aver visto una corona d'alloro con ben 8 bandiere esprime un profondo significato che è ben diverso da quando noi consegniamo le nostre corone ai monumenti, perché vedere queste 8 bandiere vuol dire che in ogni stato c'è questo omaggio che merita avere rispetto, e soprattutto averlo qui sul Monte Tomba con queste 8 bandiere ancora di più il significato è profondo. Ecco, noi in questo momento stiamo vedendo nelle immagini che abbiamo fatto già reperire in regia le immagini della doppia cerimonia, perché in realtà c'è stata una prima cerimonia sempre dedicata ai caduti di tutti i fronti, anche nella chiesetta. Però un altro punto importante è la continuità, il futuro degli alpini. Anche qui si è parlato del futuro degli alpini e noi ce li abbiamo qui, il futuro degli alpini. Lei è anche delegato, mi pare, per la parte giovanile. Se vuole continuare a raccontarci, qui abbiamo un'esperienza che gli alpini stanno portando avanti in maniera estremamente positiva.
Beh, sicuramente la prima parte della cerimonia vista e vissuta vicino alla chiesetta è un continuo con quello che abbiamo visto nella seconda parte. È evidente che l'impegno degli alpini sui vari fronti, ma sui vari monti dove si è stata combattuta la prima guerra mondiale, siamo dal punto di vista organizzativo nel ricordare sempre quanto è successo, ma nello stesso tempo l'impegno dell'ANI in particolare, del Consiglio nazionale, del Presidente Favero, ma di tutta l'associazione è quello di trasmettere continuamente i valori che noi condividiamo e vogliamo condividerli con i giovani, perché se riusciamo a immettere nei giovani questo seme, questi valori di solidarietà, di continuità, di vicinanza e di impegno anche con i nostri giovani, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Dobbiamo naturalmente mantenere sempre la fermezza in quelli che sono i valori dell'alpinità. Ecco, ci può dare un po' i numeri di questa vostra esperienza di quest'anno? Li ha dati prima nel corso del suo intervento. Beh, sicuramente quest'anno l'Associazione Nazionale ha organizzato 13 campi a livello nazionale con i ragazzi che vanno dai 16 ai 25 anni. Hanno partecipato circa 700 ragazzi in questi 13 campi sparsi, diciamo, su tutto l'arco alpino, ma anche fino all'Aquila, per cui attraverso queste esperienze riteniamo che i giovani possano avere un'ulteriore opportunità, ma soprattutto mi piace ricordare che i giovani che sono venuti da noi sono venuti da tutte le parti d'Italia, posso dire anche da Catania. Ecco, giusto per dire, però voi gli avete, fra virgolette, non dico imposto, ma gli avete fatto firmare anche i genitori alcune regole abbastanza, come dire, ferree per certi versi. La prima riguarda l'uso del cellulare, ma vengo un po' più in qua perché mi sta uscendo dal quadro. Dicevo, delle regole ferree, la prima riguardava il cellulare. Allora, naturalmente perché un campo abbia tutte le caratteristiche per poter anche poi vivere attraverso le varie attività, imposto delle regole che sono, diciamo così, un po' le regole dei campi scuola. Naturalmente qui abbiamo calcato un po' la mano, come si dice, perché una delle regole è stata quella di togliere il cellulare per far capire che l'esperienza dei campi scuola voleva dire non più io ma noi, e quindi col cellulare tu sei sempre tu e la macchinetta, invece di doverti mettere a confronto con gli altri compagni che non conoscevi, hai dovuto metterti in gioco, hai dovuto rispettare le regole, perché dove finisce il mio inizia il tuo, quindi anche questo è stato un modo di rompere il ghiaccio, ma soprattutto abbiamo visto che i ragazzi dopo i primi momenti, il primo giorno o due così di titubanza, si sono lanciati, sono nate veramente numerose amicizie, pur dovendo rispettare orari, perché la sveglia era alle 6:30, tanto per, quindi 6:30, 7:30, 8, e poi si cominciava con le varie attività anche formali se vogliamo, ma soprattutto anche con tante esperienze legate anche alla protezione civile, per cui sono state giornate molto intense che magari i ragazzi possono già dirlo loro, visto che hanno fatto queste esperienze. Avete fatto fare il caporale di giornata, avete fatto fare la corve cucina, avete fatto la pulizia bagni. Esatto, i ragazzi hanno fatto un po' tutte queste attività perché devono capire che il fatto di dover fare certi servizi era un invito anche a dire agli altri: cercate di sporcare meno, cercate di aiutarci a tenerci tutti assieme, perché così in questo modo fatichiamo meno, e quindi era giusto che facessero anche l'esperienza di pulire le camerate, pulire il bagno, pulire le pentole, perché anche loro mangiano, e quindi è giusto che non trovino sempre tutto pronto, ma soprattutto anche hanno fatto la distribuzione del cibo ai compagni. Al di là di questo poi avete fatto invece dei corsi ben più seri di protezione civile, di utilizzo dei macchinari e quant'altro. Sicuramente ci sono stati corsi di orienting, c'è stato un discorso di ETLC con le telecomunicazioni, c'è stato il corso di antincendio, quindi tutta una serie di attività che i ragazzi sicuramente porteranno a casa, perché è un'esperienza così vissuta intensamente, sicuramente non la dimenticano facilmente. Allora, sentiamo i ragazzi, grazie al consigliere. Cominciamo con il tuo nome? Aurora. Di cognome? Zanatta. Senti Aurora, intanto perché hai scelto di fare questo campo scuola? Allora, ho scelto di partecipare a questo campo scuola perché avevo voglia di provare questa esperienza e di capire anche più da vicino il mondo della protezione civile, quindi è stato sicuramente questo a spingermi. Ecco, adesso cambio, un'altra ragazza, il tuo nome e il tuo cognome? Nausica Rugolo. Ecco, perché hai scelto? Ho scelto questa esperienza in primo luogo
perché ho parenti stretti che sono alpini, e in secondo luogo anche per mettermi alla prova, per capire quelli che sono i valori e soprattutto anche in onore di tutti quelli che sono stati caduti, anche come testimonianze dirette i nostri bisnonni che hanno potuto testimoniarci appunto quella che è stata la prima guerra mondiale. E è stato più difficile pulire le camerate o imparare ad esempio come si fa la respirazione a uno che non respira più? Sicuramente la respirazione, però è stata un'esperienza molto significativa, poiché appunto abbiamo imparato vari aspetti appunto di questo ambito. Allora, mi fai passare un secondo perché l'ultimo intervistiamo, poi diamo la linea. Il tuo nome e il tuo cognome? Andrea Maccari. Ecco, Andrea, siamo davanti a noi c'è questa corona d'alloro. Voi avete partecipato a questa cerimonia, una cerimonia che ricorda la guerra di oltre un secolo fa. A voi che cosa trasmette? Cosa trasmettono cerimonie come queste? Sono da seguire, da portare avanti o è roba da dimenticare? Sì, assolutamente è una cosa molto importante da portare avanti negli anni, perché questo fa sì che gli avvenimenti che sono successi in passato si ricordino e che non vengano mai dimenticati. Insomma, diciamo che da qui ancora una volta parte forte il grido basta guerra anche in Ucraina. Sì, certamente. Va bene, grazie. Io da dietro questa corona d'alloro davvero particolare che ricorda l'Europa, che è forse proprio nata dal sangue dei caduti qui dal Monte Tomba, restituisco la linea allo studio. Io ti ringrazio davvero, Lucio, per questo tuo racconto che arriva in una giornata contrassegnata da parecchia cronaca, da diversi incidenti anche gravi. Tra l'altro vi ricordo, a Montebelluna c'è stato questo incidente mortale questa mattina sulla Feltrina. Siamo all'altezza della caserma dei Vigili del Fuoco, quindi in un luogo molto trafficato, molto noto, uno dei punti più neri della viabilità della Marca. Parliamo appunto della Feltrina, le statistiche parlano da sole. Fatto sta che questa mattina c'è stato questo incidente, auto contro bicicletta, è morto un uomo. Sul posto ci sono le forze dell'ordine, ci sono i carabinieri di Montebelluna. Vi racconteremo ovviamente anche questo ennesimo incidente letale sulle strade del Veneto. Vi do anche questo aggiornamento che arriva dal Trentino Alto Adige, dall'Alto Adige, 2 alpinisti morti e 2 feriti sull'Ortles. Cos'è successo? È di 2 morti e di 2 feriti per l'appunto il bilancio di questo incidente in montagna avvenuto questa mattina, che si è verificato alle 6:20 sulla via normale mentre la cordata era diretta verso la vetta. Secondo una prima ricostruzione un alpinista è scivolato e cadendo ha trascinato gli altri con sé. Le vittime sono un tedesco e un italiano. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e gli elicotteri di soccorso di Elisondri, Pelican 3 e la Guardia di Finanza. Tra l'altro l'incidente si è verificato in un tratto non particolarmente difficile della via normale. Questo quindi è quello che sta avvenendo anche al di fuori del nostro Veneto. Noi adesso ritorniamo a Vicenza per la cronaca, per raccontarvi di un dramma in via Brusaterra a Thiene in particolare. Muore in casa a 53 anni, la madre per soccorrerlo cade e si ferisce alla testa. Via Brusaterra a Thiene, scenario di una tragedia. È morto per un malore fatale mentre si trovava in casa il 53enne Sergio Moresco ed è caduta sbattendo la testa per soccorrere il figlio, la madre 84enne. Era mezzogiorno quando Moresco, risalendo le scale di casa, si sarebbe improvvisamente accasciato al pavimento, colpito probabilmente da un arresto cardiaco. I genitori anziani, all'interno dell'abitazione, intuendo l'emergenza, si sarebbero precipitati per soccorrere il figlio, momenti di concitazione che avrebbero causato la caduta dell'84enne, ricoverata all'ospedale Sant'Orso a causa di gravi ferite alla testa. L'allarme è stato dato da un vicino di casa, immediato all'arrivo dei vigili del fuoco, di Schio, di 2 ambulanze e l'elicottero del SUM di Verona. Inutili tentativi di rianimazione da parte degli operatori. Per il 53enne non c'è stato nulla da fare.
Così dunque nel Vicentino, e noi ritorniamo nel Trevigiano, nella Marca, per una vicenda che sta facendo discutere, non potrebbe essere altrimenti dopo quello che è accaduto nelle settimane scorse a Cadoneghe. Ricorderete l'autovelox delle polemiche, quello che aveva mietuto ben 24.000 vittime, 24.000 sanzioni, 24.000 multe, spesso da capogiro, e di lì la conseguente rivolta. Poi quell'autovelox era stato anche bersaglio di vandalismo. Ebbene, una cosa molto simile è avvenuta a Concio, all'autovelox di Concio. Siamo sul territorio comunale di Casale e sul Sile. Rubata nella notte la telecamera dell'autovelox mobile installato dall'amministrazione di Casale sul Sile in via Peschiere, nella frazione di Concio. Un vero e proprio furto, commenta la sindaca Stefania Golisciani, un reato che sarà perseguito. Installato per cercare di ridurre la velocità nel pericoloso tratto di strada che collega il centro cittadino con la periferia del paese, l'autovelox lì da 2 mesi ha ormai mietuto diverse vittime. Multe arrivate anche a residenti della via per aver superato di pochissimo il limite di 50 all'ora. È un autovelox che ha messo un po' anche i cittadini contro, perché sembra che i residenti desiderino mazziare chi circola rendendo la velocità, abbassando la velocità. Noi cerchiamo la sicurezza. Le multe sono arrivate, non nego che ne è arrivata una anche a me, abito davanti, superavo di pochi chilometri. Una storia che si ripete. È ancora viva infatti la polemica dell'autovelox della discordia di Cadoneghe. Se da un lato il rilevatore di velocità riesce a rieducare i guidatori obbligando ad una velocità contenuta, vero è che i cittadini lamentano le multe ricevute per aver superato di poco il limite consentito di velocità. È lo stesso caso di Concio, dove i cittadini chiedono all'amministrazione solo sicurezza. Se transiti lungo la via con un passeggino, le bici stesse, la prima auto ti vede, siccome la strada è stretta, la seconda ti evita all'ultimo. Tant'è che sì, è pericoloso uscire qua e quindi siamo segregati in casa. E dopo le segnalazioni per un tratto di strada che invita a spingere il piede sull'acceleratore, per i cittadini l'autovelox è solo una soluzione temporanea che non risolve a monte il problema. Di risposta la sindaca di Casale, consapevole delle criticità della via, rassicura dicendo che l'installazione del rilevatore di velocità mobile è un modo per cercare di monitorare la situazione della strada. Sono in corso, infatti, fa sapere la sindaca, le valutazioni su quale possa essere la soluzione migliore, se mantenere il velox, posizionare dossi ed eventualmente rendere accessibile il tratto a pedoni e ciclisti. Al vaglio dei tecnici, infatti, questi 2 mesi dall'inizio della messa in funzione. Stiamo valutando come agire, fa sapere la sindaca. I progetti di miglioramento e messa in sicurezza del tratto stradale sono all'ordine del giorno. Io vi ricordo l'altra notizia di giornata, la violenta rapina che si è registrata ieri sera alle 21 a Cartura. Siamo nel Padovano, dove sono stati malmenati padre e figlio. Le indagini sono in corso. Si tratterebbe di 4 individui che, secondo le testimonianze della famiglia, sarebbero di origine nordafricana. Hanno fatto irruzione mentre appunto la famiglia stava cenando. Si sono introdotti in questa casa che vedete armati addirittura di cacciaviti, quindi una rapina particolarmente violenta. E noi ritorniamo adesso a Treviso per un lutto che ha colpito la Lega trevigiana. È morto a soli 47 anni un militante storico e c'è il dolore di un'intera comunità. È morto dopo 10 anni di Parkinson. Ieri sera ho preso la notizia, ci siamo subito iscritti tra le varie chat dei gruppi militanti e sostenitori della città di Treviso e siamo veramente dispiaciuti. La notizia ci ha lasciato senza parole, scioccati e non so ancora cosa dire sinceramente, ecco, di quanto è avvenuto. Aveva solo 47 anni Michele Montagnier, tante idee, tanto entusiasmo, per nulla scalfiti dalla malattia, il Parkinson, con cui conviveva da 10 anni. Lavorava alla segreteria dell'ingegneria clinica al Cafoncello, prima ancora era stato operatore all'ISRA e in geriatria, ma è la passione politica, il filo rouge di un'intera esistenza. Da oltre 15
16 anni militava in Lega. Di un amico sincero parla il segretario provinciale del Carroccio, Dimitri Coin, suo testimone di nozze, mentre il sindaco Mario Conte lo ha ricordato sui social, un grande uomo che ha affrontato gli appuntamenti, gli impegni e le avversità della vita con entusiasmo, coraggio, dignità. Ci mancherà. È morto in casa per un infarto e a ritrovarlo è stata la moglie Viviana. Con Michele avevamo un rapporto, penso tutti quanti, di sentirlo molto spesso e i contatti venivano in modo molto frequente e assiduo e c'erano sempre momenti con lui di confronto, nonostante anche, come è noto, la sua malattia, però l'abbiamo sempre visto combattere, quindi questa notizia ci ha lasciato sempre di più spiazzati. Le sezioni trevigiane del Carroccio si stanno preparando per l'ultimo saluto fissato nella chiesa parrocchiale di Camalò martedì prossimo alle 15:30, ma si potrà rendere omaggio a Montagnier nella casa funeraria di Treviso anche lunedì dalle 12:30 alle 18 e nello stesso giorno di martedì dalle 8:30. In modo particolare penso che anche il nostro segretario provinciale Dimitri Coin, che è testimone di nozze insomma della coppia, sia in questo momento qui molto vicino alla moglie e tutti noi insomma ci stringiamo e l'abbracciamo in modo particolare forte. Ma la Lega, anche trevigiana, è in lutto per un'altra morte, quella di Giorgio Bedeschi, primo sindaco leghista dell'Emilia Romagna, un personaggio. Perdo un amico, dice commosso ai nostri microfoni lo sceriffo Giancarlo Gentilini. È una giornata piena di dolore perché è morto l'ex sindaco di Viano, Giorgio Bedeschi. Grande amico, grande uomo, ma grande leghista perché era il sindaco unico nell'Emilia Romagna. Un simbolo della Lega, di più un amico personale che se n'è andato a 74 anni. Sfoglia l'album dei ricordi Giancarlo Gentilini a poche ore dalla morte di Giorgio Bedeschi, sindaco di Viano. È stato molto vicino a me, l'ho conosciuto nel 2009 e mi ha detto: ho seguito i tuoi passi e io sono diventato un gentiliniano. Da amministratori locali i due sviluppano dei progetti insieme su enogastronomia e territorio, ma il giorno più bello è un altro. Io e Maria dovevamo sposarci e allora si discuteva chi ci sposerà, dove andremo a sposarci, eccetera. E Maria un giorno disse: scusa Giancarlo, perché non chiediamo a Giorgio Bedeschi se mi sposa lui? E lui ha preso la palla al balzo. Di lì la festa che coinvolse mezzo paese con una sorpresa. Alla mattina dietro apriamo le finestre e sai chi vediamo? Vediamo gli alpini dell'ANA di Vittorio Veneto con i muli, i quali erano venuti a una festa alpina. Per Genti una giornata memorabile e un ricordo indelebile dell'amico. Ha lasciato il segno dove è passato, hai capito? Chi non lascia eredità di affetti, poca gioia nell'urna. E lui ha distribuito a grandi mani l'amore, l'affetto, l'onestà per i propri cittadini, per la propria città. E noi ritorniamo adesso ad alleggerire un po' i toni, andiamo sul litorale a Jesolo, dove ieri è stata una giornata di festa. Si sono stimate, pensate, quasi 500.000 presenze, 500.000 di presenze per l'air show delle frecce tricolore, frecce tricolori a cui poi è stato dedicato anche il lungomare. Ma partiamo dall'emozione delle frecce nei cieli di Jesolo. Apertura! La cadenza degli ordini del leader, il verde, il bianco e il rosso della nostra bandiera, la rotazione dei gregari e poi andiamo su, dopo la manovra del ventaglio, su, anche lui in verticale cavalcando i fumi del nostro tricolore ed inserendosi così dal basso nell'apertura dell'Arizona. Rivolto in occasione del nostro 55esimo anniversario, signore e signori, la scintilla tricolore!
Immagini davvero suggestive del gruppo ufficiale azzurro tricolore. Questo spettacolo, un vero e proprio spettacolo, è stato preceduto dall'inaugurazione del lungomare proprio alle Frecce tricolore. Sentirete parlare, sentirete l'emozione di Stefano Vitta, che tra l'altro conosce bene il territorio. Stefano Vitta, tenente colonnello, comandante delle Frecce tricolori appunto della zona, e del sindaco Christopher De Zotti. Si vede una Jesolo in grandissima forma, città sempre più bella, tantissima gente, tantissimi turisti, le emozioni sono tante, soprattutto oggi, dopo l'inaugurazione di questo accesso al mare proprio dedicato alla pattuglia acrobatica nazionale. Come comandante del reparto mi sento proprio in dovere di ringraziare il Comune e di ringraziare anche il Club Frecce Tricolori di Jesolo, che si è attivato tantissimo anche per la riuscita dell'air show di oggi. Un grande orgoglio per noi vedere intitolata questo accesso al mare, che per giunta è anche un bellissimo accesso super curato, in linea con le eccellenze di questa bellissima città. Sono particolarmente contento che città come Jesolo, della mia regione, riescano a organizzare un air show che, diciamola tutta, a livello nazionale è l'air show estivo più riuscito, perché a livello organizzativo si mettono in campo risorse di assoluto rilievo che vengono impiegate per dare un servizio veramente eccellente. Oggi gli spettatori avranno modo di vedere non soltanto le Frecce tricolori, ma tanti altri assetti anche stranieri. È una cosa molto particolare, eccezionale. In Italia quasi nessuno riesce a fare questo. Sono tanti anni che facciamo questo air show, siamo alla 25esima edizione. Questo vuol dire che c'è un legame profondo tra aeronautica militare e la città di Jesolo, e le Frecce tricolori ci sono sempre. Quindi continueremo a esserci e dare questo nostro supporto alla città, e ci farà sempre piacere. È un grande traguardo per noi dopo 25 anni, dopo aver cominciato in maniera un po' pionieristica questa avventura che oggi ci ha portato ad affermarci come una delle principali spettacoli, manifestazioni dedicate al volo a livello internazionale. Quest'anno aggiungiamo un ulteriore traguardo, che è quello di essere stati scelti nelle celebrazioni del centenario dell'aeronautica come unico passaggio delle Frecce tricolori nel territorio veneto, quindi davvero un grande traguardo che rafforza ancora di più il legame fra Jesolo, l'aeronautica militare e la pattuglia acrobatica nazionale, ma in generale un grandissimo evento che è davvero l'organizzazione più complessa che questa città riesce a fare durante l'anno, quindi una grande vetrina per noi. Queste le emozioni vissute ieri a Jesolo con le Frecce tricolori. A proposito di emozioni, ci sono quelle che ci ha regalato ancora una volta l'atleta moglianese Bebe Vio, che ieri ha vinto ed è salita sul gradino più alto del podio nella gara di fioretto femminile B alla Coppa del Mondo di Busan in Corea del Sud. Ovviamente nella scherma paralimpica a Bebe Vio sono arrivati i messaggi di tutto il mondo sportivo e politico. Il presidente Zaia ovviamente parla di orgoglio veneto. Sport, inclusione e solidarietà a Padernello. Siamo dunque a Paese nel Trevigiano. Dei giovani atleti hanno donato per la prima volta il sangue, questo nella giornata, è proprio oggi la giornata dell'Avis. C'è più timore in questo momento quando si deve calciare per arrivare a meta? Oddio, no dai, calciare per andare in meta. E in fondo anche donare sangue come andare in meta, almeno per il rugby paese che ha risposto alla proposta dell'Avis Trevigiano. Allo stesso periodo dello scorso anno lamentavamo un calo delle donazioni del 2,6%, a oggi, ironia della sorte, ci riscontriamo praticamente un aumento proprio del 2,6%, quindi stiamo ritornando ai livelli di pre-pandemia. L'obiettivo dell'Avis è avvicinare sempre più i giovani alla donazione. Mediamente la fascia più presente è quella dai 35 ai 40 anni. Però ultimamente con queste iniziative e con questa in particolare che vede coinvolti praticamente i giovani del rugby paese, puntiamo appunto a portare l'ago della bilancia più verso la prima fascia di età 18-25, che per noi è importantissima. Volevamo fare qualcosa di forte
per sensibilizzare tutta la società e i nostri ragazzi al tema della donazione del sangue. L'abbiamo fatto volentieri e vedo che i ragazzi hanno aderito con molto piacere, quindi riteniamo sia importante donare e vogliamo farlo qui nel nostro territorio. Possiamo dire che donare il sangue tutti insieme è come fare mischia e arrivare in meta? Ma sicuramente c'è un'affinità fra lo sport e la donazione del sangue. Il rugby in particolare spiega certi valori e sono quelli dello stare assieme, dell'aiutarsi uno con l'altro, e donare sangue è molto vicino a questi valori sicuramente. Rimaniamo a parlare di sport e andiamo a Vicenza per il campionato mondiale di pattinaggio a rotelle nel pomeriggio di ieri. Mondiali di pattinaggio a rotelle 2023. La finale dei 100 metri su strada si è combattuta nel pomeriggio lungo Viale Mazzini e dunque è arrivata anche a Vicenza la massima competizione internazionale di corsa femminile e maschile di pattinaggio veloce su rotelle. Spettacolare la cornice delle mura scaligere che dal Castello della Rocchetta a quello di Porta Santa Croce hanno fatto da cornice all'adrenalitico rettilineo chiuso alla circolazione dalla rotatoria con via Bonollo a quella di Viale Trento. Un evento che nel Vicentino non si vedeva da 55 anni, che ha coinvolto anche il comune di Montecchio Maggiore, dove la squadra italiana ha brillato presentandosi alla prima giornata con 14 medaglie conquistate, una d'oro, 6 d'argento e 7 di bronzo. Coinvolti 600 atleti provenienti da 40 nazioni, migliaia le persone coinvolte nell'organizzazione tra addetti e volontari, circa 30.000 sono stati gli spettatori. Allora vi mostro questa foto relativa all'incidente che vi abbiamo raccontato in apertura di questo telegiornale, incidente mortale questa mattina nella zona di Montebelluna. Riconoscete anche la zona. Vi posso dire ovviamente con tutte le cautele del caso che la vittima è una 35enne residente a San Martino di Lupari, quindi questa è, diciamo così, sono alcune delle generalità di questa ennesima vittima sulle strade della Marca trevigiana. Facciamo così, andiamo in pubblicità, poi apriamo un capitolo dedicato agli incidenti sul lavoro. È stata una settimana drammatica, avete visto cosa è successo alle porte di Torino con quelle 5 vittime, 5 lavoratori che stavano operando sui binari, ma soltanto pochi minuti fa vi ho dato conto di un incidente grave, molto grave, in un'azienda di Arzignano. Ne parleremo con la famiglia Battistetti, una vicenda che seguiamo da moltissimo tempo. Poi andremo a Venezia perché è il giorno della regata e chiaramente continua a stupire la mostra del cinema. Avremo un'intervista esclusiva, ve lo dico già, a Red Canzian. A fra pochissimo. Per raccontarvi quello che sta accadendo in questa domenica nord-est, ci siamo lasciati con questa immagine, l'incidente mortale che si è registrato nella tarda mattinata di oggi di fatto a Montebelluna. Questo è l'incrocio di fatto di Biadene, un ciclista che ha urtato un'auto o viceversa, le dinamiche sono chiaramente al vaglio dei carabinieri ed è morto, quindi di questo stiamo parlando, dell'ennesimo incidente sulle strade della Marca trevigiana. E c'è stato anche un altro incidente poco distante, però appunto fortunatamente il soggetto, abbiamo appena verificato, non è in pericolo di vita. Si tratta di un altro ciclista, eccolo qua, che ha avuto un incontro ravvicinato con un'auto. Siamo a Nervesa della Battaglia, forse anche qui sono in grado di mostrarvi alcune foto. Eccolo, ecco qua.
così a Nervesa della battaglia quest'altro incidente che ha visto coinvolto un ciclista praticamente a pochissima distanza l'uno dall'altro, quindi una mattinata di mobilitazione anche per gli operatori della sicurezza, per gli operatori del soccorso, in una giornata comunque intensa, giornata di bel tempo, ancora contrassegnata da parecchie iniziative sul territorio, tanti gli spostamenti verso il litorale. Chiaramente vi racconteremo quello che sta accadendo anche questa sera. Tireremo come sempre il punto nel corso del nostro telegiornale. Ma questa è stata una settimana contrassegnata da troppi incidenti sul lavoro. Solo poco fa, prima di entrare in pubblicità, vi ho detto di questo operaio 54enne rimasto schiacciato da un macchinario in un'azienda di Arzignano in provincia di Vicenza. Ieri sera si trova in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Orso, ma è stata una settimana drammatica perché sapete che c'è stato quell'incidente alle porte di Torino, quei 5 uomini operai che hanno perso la vita sui binari della ferrovia. Per parlare di questo, qui con me le conoscete bene perché è una vicenda della quale ci siamo sempre occupati. Ci sono Monica Michelin e Anna Battistetti, rispettivamente mamma e sorella di Mattia Battistetti, il ragazzo poco più che ventenne che il 29 aprile del 2021 perse la vita in un cantiere di Montebelluna. Il processo è aperto, noi come sempre non entriamo nel merito dei processi in corso, ma da allora mamma Monica e Anna, la sorella, con il papà stanno portando avanti una battaglia per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Soltanto in Veneto dall'inizio dell'anno ci sono stati 51 morti sul lavoro, 10 nella Marca trevigiana, il doppio per quanto riguarda il dato di Treviso rispetto al 2022. Quindi è un'emergenza continua, è una strage senza fine. Monica, ben trovata. Grazie Cristian, grazie per l'invito. Allora, io le chiedo innanzitutto una reazione, un commento su quanto è successo a Torino. Allora, io devo premettere che mi alzo molto presto al mattino e guardo le notizie, le ultime notizie che ci sono. Quando ho letto giovedì mattina questo dramma, questo disastro che era accaduto, mentre leggevo mi scendevano le lacrime e ripensando erano lacrime di dolore, prima di tutto per questi ragazzi, per queste famiglie distrutte, perché vi assicuro le morti sul lavoro lasciano veramente delle famiglie distrutte, lacrime anche però di rabbia, rabbia verso chi per queste morti sul lavoro non sta facendo niente. Si continua a parlare, il giorno quando succede l'incidente sono tutti vicini, tutti devono fare, tutti, poi basta, cade il silenzio fino... C'è un fuggi generale. Certo, cade il silenzio fino all'ennesima vittima. Si fanno statistiche, certo, 450 morti nel primo semestre di quest'anno, però non si sta facendo niente. Ecco. Adesso c'è un'iniziativa popolare che partirà domani, alla quale la nostra associazione, l'associazione che abbiamo fondato per Mattia e per tutte le vittime sul lavoro, ha aderito. Faremo una raccolta firme per l'integrazione del reato di omicidio sul lavoro e questo penso sia una cosa saggia. Quindi l'iniziativa è, diciamolo bene, che così magari a casa chi è interessato può aderire, introdurre la fattispecie giuridica dell'omicidio sul lavoro, come c'è l'omicidio stradale. Come c'è l'omicidio stradale, certo. È giusto che chi provoca questi omicidi, perché non è fatalità, non è colpa, la colpa viene sempre data, se si può mai, a chi non c'è più e non può parlare. Viene sempre data all'operaio, viene sempre data alla povera gente e i copioni sono tutti uguali. Io ho seguito un po' quello di questi 5 ragazzi, è lo stesso nostro, mancanza di sicurezza, corsi di aggiornamento non fatti,
sicurezza buttata là così, e sono tutti uguali. Si continua a lavorare in questo modo e si continua ad andare avanti. È ora che le istituzioni facciano qualcosa, è ora che ci muoviamo, non solo noi famiglie che non possiamo fare niente, ma sindacati e quant'altro. È il momento di fare qualcosa, basta parlare, parole che ormai volano al vento e basta. Dobbiamo passare ai fatti. Qui vedete le immagini del 29 aprile del 2021, questo è il cantiere dove perse la vita Mattia, travolto da un carico di impalcature che si sganciarono da una gru. Ripeto, il processo è in corso, ritornerete in aula a ottobre, se non il 12 di ottobre, quindi in questo caso la giustizia farà il suo corso. Anna, tu in questi 2 anni ormai sei stata vicino accanto a tua mamma che è una combattente, quindi immagino che supportarla non sia facile per certi versi, no? Però tu ci sei e credi in questa battaglia. Assolutamente sì, ho cercato di darle tutto il mio appoggio, cercando anche di divulgare un po' il discorso anche nei social, perché magari cercando di far gruppo non solo famiglia, amici, persone più strette, ma comunque cercando di integrare più persone possibile. Usare il linguaggio dei social anche per avvicinare proprio i giovani alla tematica. Certo. Se non sbaglio, in una delle ultime udienze, tu avevi lanciato proprio un appello ai giovani perché entrassero nelle aule di tribunale, toccassero con mano quello che accade sul fronte degli incidenti sul lavoro. Assolutamente sì, tramite la pagina Facebook per Mattia Battistetti, tramite varie iniziative che abbiamo cercato di portare, cercare proprio di avvicinare i giovani, perché effettivamente Mattia aveva 23 anni, quindi è un giovane anche lui. Ovviamente nessuno ci pensa perché magari sono giovani, vanno a divertirsi, pensano ad altro, però purtroppo capita anche quello. Capita sempre agli altri, capita sempre altro, però bisogna cercare a volte anche di pensare a se stessi, cercare di avvicinarsi a questa situazione, cercare di essere uniti, perché magari più uniti siamo, più siamo forti, più riusciamo comunque a condividere e a contrastare questo dramma delle morti sul lavoro. Qui ci sono alcune immagini del processo. Ringrazio la regia di Italo Morao con Mattia Pizzaia. Tornerei, ragazzi, se è possibile, vi ringrazio, grazie Italo, grazie Mattia, su questa pagina Facebook, è la pagina per Mattia Battistetti. Proprio questa sera c'è l'iniziativa di cui parlava Monica al Parco Iris, ci saranno diversi ospiti, vedo Monica Coin di Unione Popolare, spesso nostra ospite, anche Eliana Como. Ecco, è un'iniziativa aperta a tutti, ribadiamolo. Certo. Dove, ora? Allora, questa iniziativa è praticamente di Rifondazione Comunista e di Unione Popolare. Io l'ho detto più volte, noi non siamo di nessun partito, però queste persone ci stanno veramente supportando, ci stanno veramente dando un grande appoggio. Allora, queste iniziative sono partite ancora la settimana scorsa. Ieri sera noi siamo stati lì perché c'era presente De Magistris e il segretario nazionale Acerbo, 2 persone veramente di una sensibilità incredibile. Questa sera ci sarà il dibattito, appunto, come anticipava Christian, sugli omicidi sul lavoro. Interverrò io, interverrà Monica Coin, ci sarà Gabriele Zanella, anche questo un nostro grande amico e un grande sostenitore. Ci ritroveremo al Parco Iris a Padova alle 20:45. A Padova, quindi. Sì. Tra l'altro vorrei dire, doveva essere con noi e lo saluto, comunque lo ringrazio perché è stato disponibilissimo, lo sarà presto, Luigi De Magistris, che è il capo politico di Unione Popolare e che è di fatto uno dei big che vi sta sempre accanto. Doveva essere con noi collegato, ma ha problemi logistici proprio in stazione a Napoli oggi. Lui c'è stato al primo nostro processo il 26 gennaio, era fuori dal tribunale con noi, quindi io spero che anche nelle prossime udienze lui ci sarà. Ecco. Ma soprattutto che il fronte, diciamo così, della vostra battaglia generale si allarghi, perché appunto voi non siete partitici, però chiaramente
forse non tutti hanno ancora raccolto questo appello. Certo, sì, nonostante noi stiamo uscendo ormai su tutti i fronti, perché abbiamo fatto mostre fotografiche, c'è una mostra fotografica itinerante su Mattia e sulle morti sul lavoro che adesso 15, 16 e 17 settembre sarà già a Avera, Villa Wasserman. Quindi noi stiamo cercando di scuotere le coscienze della gente e, come diceva prima Anna, di fare in modo che ci sia un gruppo di persone che andiamo avanti e combattiamo insieme, però non è facile. Ecco, dicevo prima, tutti bravi, appena succede l'incidente corrono tutti, ho visto anche il copione di Torino, stessa identica situazione nostra, tutti disponibili poi. E poi chi si è visto si è guardato. Proprio, sì, sì. Ma ogni tanto vanno dette. E la croce se la portano avanti le famiglie che stanno continuando. Ecco, questa è la mostra, grazie Italo, grazie Mattia, che avevate fatto con la nostra Mirella Tuzzato a Villa Margherita, che ha avuto anche un buonissimo riscontro, buon esito. E un grazie particolare a Mirella che ci ha accolto veramente nella sua casa, diciamo così, e veramente come una di famiglia, è stata brava proprio. Vedete la nostra Mirella Tuzzato sempre in prima linea. Qua tra l'altro poi erano intervenuti il sindaco, era intervenuto anche il direttore generale dell'ULSS, Benazzi, che aveva speso delle parole non di circostanza. Questo sì, abbiamo sentito la detto. vicinanza proprio di queste persone, certo. Assolutamente. Allora, questa è la pagina, quindi la rimostriamo, voi qui mettete tutte le vostre iniziative, continuate a raccontare chi era Mattia, lo fate attraverso queste mostre, lo fate con dei ricordi, con delle manifestazioni e c'è poi questa immagine che è il simbolo, no? È l'immagine della farfalla. Anna, che cosa rappresenta? La farfalla è sempre stata un po' il nostro simbolo fin dall'inizio, perché Mattia purtroppo è volato via appunto proprio come una farfalla nella breve vita ed è un po' sempre il simbolo che ci accompagna, infatti ogni volta che vediamo una farfalla comunque un'immagine, è un po' un simbolo che ci ricorda Mattia e che ci siamo particolarmente affezionati. Quindi sì, farfalle. Ecco, il simbolo e poi i numeri. Io devo sempre portarvi sulla cronaca. Questa è la pagina di Verona Sera. In 7 mesi, 15 morti sul lavoro e 8.447 infortuni nel Veronese. Questo è solo il dato del Veronese, che è la provincia maglia nera in Veneto, secondo i dati di Vega che sono stati diffusi pochi giorni fa a ridosso dell'incidente di Torino. Possiamo vedere anche i dati delle altre province, per esempio Verona ha questa incidenza molto alta, lo vedete dalla tabella, poi c'è Rovigo, Treviso, Padova, Venezia, Vicenza, Belluno. Quindi questi sono numeri, ma dietro i numeri, come vi dico sempre, ci sono persone, ci sono famiglie. Questi gli infortuni ovviamente letali, lo vedete, sono 51 dall'inizio del 2023 e poi per l'appunto ci sono anche i dati che riguardano gli infortuni in genere, che sono chiaramente migliaia. In questi rientrano anche gli infortuni nel tragitto tra l'azienda e il luogo di lavoro, anche questo va sempre ribadito. Allora, Monica, io so che lei ha qualcosa da leggerci. Sì. Ecco, ci spieghi cos'è poi... Allora, una mia carissima amica, Mercedes si chiama, da quando è successo il dramma di Mattia, ogni tanto mi coccola, diciamo usiamo questo termine, con degli scritti, con delle poesie che hanno veramente un potere su di me grande, cioè mi toccano proprio il cuore. E giovedì mattina anche lei si alza molto presto al mattino, erano penso le 6:30, 7, mi ha inviato questa poesia che ha dedicato ai 5 ragazzi che sono mancati a Torino e a Mattia. Ve la leggo. Ma non finisce mai questa crudele scia. Siete mancati in un attimo come Mattia.
nemmeno il tempo per rendervi conto che una giornata di lavoro può portarvi all'altro mondo. 5 vite spezzate in un momento e troppe lacrime che non guariranno con il tempo. Morire sul lavoro è un oltraggio, la sicurezza è purtroppo ancora un miraggio. Povere anime strappate a tradimento, convinte che ci sarebbe stato tempo, ed infatti il fato, il destino, l'errore umano e la disattenzione hanno provocato la morte di altre 5 persone. Ora andrete ad aumentare quella crudele scia, ora riposate in cielo insieme a Mattia. Ecco, questa è una delle poesie che mi ha appunto dedicato e alle quali veramente io tengo molto, ecco, le conservo proprio in un quadernetto fatto apposta per questo, e nei miei momenti di tristezza e di sconforto prendo il quaderno e lo leggo, perché è vero, Christian, sono forte, però è una forza che mi viene dal cuore. Monica, grazie. Noi come sempre ci teniamo aggiornati. Grazie. Anna, grazie anche a te. Grazie davvero. Rimanete ancora per un attimo. Io do alcuni aggiornamenti di cronaca. Allora, ritorniamo sull'incidente di Montebelluna. Ovviamente siamo sempre in presa diretta, quindi perdonate eventuali esitazioni, eccolo qua. Allora, la vittima, questo ciclista, allora ve la leggo, è ufficiale, Montebelluna, frazione Pederiva, nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco, siamo dopo le 10:30, un ciclista, Ferruccio Stocco, di 67 anni, residente a Resana, mentre stava attraversando la strada regionale La Feltrina, proveniente da via Feltrina Nord, è stato investito da una Volvo XC60 condotta da un 54enne del luogo ed è morto sul colpo. I rilievi planimetrici sono a cura dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Montebelluna. Il traffico è andato in tilt per buona parte della mattinata. Cambio foto, cambiamo scenario, andiamo a Nervesa della Battaglia, sempre alla stessa ora sostanzialmente un ciclista di 35 anni residente a San Martino di Lupari, mentre percorreva via Villa Armata presa Montello in prossimità dell'intersezione con via Castelviero, è stato urtato da una Kia Sportage condotta da un 54enne residente a Volpago che lo stava sorpassando. Il ciclista è caduto per terra riportando fratture ad arti inferiori e superiori. Non è però in pericolo di vita. È stato trasportato al pronto soccorso di Montebelluna. Sul posto per i rilievi, lo vedete, ci sono i carabinieri della stazione di Nervesa della Battaglia. Ci sono poi gli altri aggiornamenti di cronaca, ve li ricordo, appunto l'incidente sul lavoro ad Arzignano ieri sera, questo 54enne che è rimasto schiacciato da un macchinario in un'azienda specializzata in metallo, si trova in rianimazione al Sant'Orso, così come si trova in rianimazione il soldato americano poco più che ventenne che è stato travolto sui binari nella zona di Mestre. Anche questa è una vicenda sulla quale sta facendo luce la Polfer. Non è la prima volta che in quella zona ci sono incidenti di questo tipo, ci sono persone che attraversano anche i binari. Alcuni mesi fa, forse più di un anno fa, c'era stato anche un ragazzo investito mentre stava inseguendo il proprio cane. Allora, questi i fatti di cronaca di giornata. Noi ritorniamo fra pochissimo in diretta. Ringrazio ancora Monica Michelin e Anna Battistetti. A fra poco.
Di nuovo in diretta per proseguire questo nostro racconto domenica 3 settembre. Tra l'altro vi ricordo l'appuntamento con il Palio di Montebelluna subito dopo questa prima edizione. Fra poco meno di un quarto d'ora vivremo insieme le emozioni di questo Palio che sta crescendo esponenzialmente anno dopo anno. Però c'è un'altra città che è vestita con l'abito giusto, diciamo che è sempre vestita con l'abito giusto, Venezia. Buongiorno Lorenzo Maier. Buongiorno Cristian, a te ai nostri telespettatori, buona domenica. Buona domenica a te caro Lorenzo. Allora, una domenica a Venezia segnata ovviamente dalla Mostra del Cinema, ci arriviamo fra pochissimo, hai un'intervista esclusiva come sempre, ma anche dalla regata, diciamo qualcosa di questa regata, è attesissima più che mai quest'anno. Certamente bisogna partire dalla regata storica, è l'appuntamento clou della stagione remiera sicuramente, ma poi dare il via al grande settembre veneziano, pensiamo alla mostra, pensiamo anche al premio Campiello che ci sarà sabato prossimo con la finalissima. È una regata importante perché riunisce un po' tutto il mondo del lavoro, non solo la regata dei campioni, ma ci sono anche i giovani, ci sono anche le donne campionesse e regine del remo, per cui una festa sul Canal Grande che riunisce all'insegna della tradizione non solo gli equipaggi che si sfidano per ricevere l'agognata bandiera rossa che equivale alla medaglia d'oro al primo posto, ma che è una festa un po' per tutta la città. Quindi la regata storia questo pomeriggio dalle 16 ha un grande appuntamento. Dopo diciamo ai nostri telespettatori, dopo aver visto in diretta il Palio, chi può venga a Venezia e davvero vedrà una competizione, una manifestazione molto bella e suggestiva, e soprattutto non solo una rievocazione storica, ma che lancia un messaggio anche per il futuro. La mostra, Lorenzo, che ci stai raccontando come solo tu sai fare in questi giorni, però appunto io mostrerei, chiedo sempre alla regia, questo trailer che preannuncia un'intervista esclusiva del nostro Lorenzo. Dici tutto, raccontaci tutto, ieri Lorenzo. Sulla terrazza dell'Excelsior abbiamo trovato, possiamo dire, anche un amico di Antenna 3 e soprattutto un grandissimo musicista, Red Canziano, il bassista dei Pooh, che si è cimentato per la prima volta come produttore cinematografico, nel senso che il suo tour teatrale, che ricordiamo tutti, Casanova Opera Pop, è diventato un film, è stato tra virgolette trasformato con un linguaggio cinematografico, con dei primi piani per raccontare tutto quello che è avvenuto nel tour. Ecco, una produzione cinematografica in cui Red Canziano ha voluto coinvolgere tutta la sua famiglia, anche questo è un aspetto bello ed interessante, e che diciamo è stato proiettato qui come anteprima nell'ambito di Venice Production Bridge, una delle iniziative collaterali del festival. E a questo punto domande, Cristian, darei lo spazio a quello che ci ha detto e vi saluto. Se non hai domande, saluto te e i nostri telespettatori. Grazie infinite Lorenzo, e lasciamo la parola a Red Canziano. Red Canziano, grazie per essere con noi qui al Lido di Venezia, la mostra. Che cosa presenta? Presento il film dello spettacolo di Casanova, per cui sarà il film di quello che la gente, le 100.000 persone che sono venute in teatro a vederlo, hanno visto, però montato chiaramente con la tecnica cinematografica, col suono in surround, quindi 5.1 e con quei primi piani che certe cose non le avevo notate neanch'io in 88 repliche, certe espressioni dei visi qui ci sono proprio come in un film. Che emozioni gli ha dato ripercorrere appunto tutto questo lavoro e varie repliche, poi sintetizzate in un lavoro cinematografico? Guarda, le 88 repliche sono state una benedizione perché ci hanno fatto superare i dolori e i problemi del Covid, la perdita di amici importanti come Stefano, e sono state un conforto dopo un momento brutto. E adesso farlo diventare un film è bellissimo perché ci sono tante persone malate che non possono venire a teatro, ci sono tante persone che
abitano in zone dell'Italia che noi non abbiamo toccato ancora con la tournée, e quindi sono molto felice che possa arrivare ovunque. Non le chiedo se è emozionato perché di palcoscenici ne ha calcati a centinaia, però essere qui alla Mostra di Venezia, e comunque è anche già stato, che sensazioni che dà? Sai, questo è un mestiere nuovo per me, perché io sono un neofita assoluto nella produzione di un film o altro, per cui certo che mi batte il cuore essere qui con la mia famiglia, col mio amico coproduttore dello spettacolo, i miei figli e mia moglie che hanno lavorato intensamente all'interno di questo progetto. È bello, è un momento felice, è un momento assolutamente felice. Quando sono partiti questi lavori appunto per la confezione e la preparazione del film? Allora, il film abbiamo deciso di filmarlo gli ultimi 3 spettacoli perché volevamo che i ragazzi, gli interpreti fossero perfettamente a fuoco con quello che era lo spettacolo, e hanno fatto un lavoro, credimi, di recitazione, di canto, di balletti perfetto. Hanno fatto un lavoro bellissimo, quindi l'abbiamo filmato a Padova con i Dolly che si muovevano in su e in giù, e poi al Politeama Rossetti di Trieste, che è un teatro splendido. Musica e cinema, quali sono i punti di contatto tra questi due arti, se ci sono? Ma secondo me c'è un grandissimo punto di contatto, e ve l'ha dimostrato Morricone, che con le sue musiche ha reso belli anche dei film brutti. Io credo che la musica unita all'immagine o l'immagine unita alla musica siano un perfetto tramite di comunicazione. Arriva un segnale ben preciso. L'immagine senza la musica o la musica senza l'immagine perdono più del 50%. Casanova è anche un personaggio molto legato a Venezia. Il mio Casanova però è un bravo ragazzo, un bravo puteo, perché si innamora di una ragazza di 19 anni, una nobile veneziana, e quindi smette i suoi abiti da seduttore e diventa un uomo profondamente innamorato. Quali sono adesso i suoi prossimi progetti, programmi? Adesso uscirà il DVD a fine ottobre di Casanova, e la cosa bella è che nel DVD non c'è soltanto il film, c'è un secondo DVD dove c'è tutto il backstage, quindi ognuno di noi racconta come è nato lo spettacolo, come ha partecipato nello spettacolo nei vari ruoli. Ci sarà il costumista, ci sarà il coreografo, lo scenografo, e quindi è una bella narrazione per far vedere di come nasce un sogno. E concerti? Concerti dal 16 riparto a Taormina con i Pooh e faremo questo meraviglioso giro che stiamo facendo, felici di esserci ritrovati a fare una cosa bella. Com'è stata questa reunion? Ma non è una reunion, sono 4 amici che hanno deciso di fare la cosa che hanno sognato di fare fin da bambini, quindi di suonare. Ci siamo ritrovati, poi devo dire che era partita per fare un concerto, l'amore del pubblico li ha fatti diventare 25. Sempre nel ricordo di Stefano, immagino. Assolutamente, sempre, infatti c'è un momento molto bello durante il concerto che dedichiamo a lui. Fa un saluto ai telespettatori di Antenna 3 che la amano, direi, qui dalla Mostra di Venezia. Allora, dalla Mostra di Venezia, Phil Mer, Chiara Canzian, Beatrix Niederwieser, Stefano Scaroni e Red Canzian, che sono quelli del musical e quelli del film di Casanova, salutano tutti gli amici di Antenna 3, vi voglio bene, ve voi ben, se vedemo. Chiudiamo così questa prima edizione. Io vi ricordo brevissimamente la cronaca. L'incidente mortale questa mattina a Biadene di Montebelluna, quest'uomo di 67 anni di Resana che ha perso la vita. Un altro incidente poco distante a Nervesa della Battaglia, sempre un ciclista coinvolto che non sarebbe però in pericolo di vita. E poi questa rapina che c'è stata ieri sera a Cartura nel Padovano, malmenati padre e figlio. Questi i temi principali, è davvero tutto. Vi lascio al meteo, poi c'è il Palio di Montebelluna, la lunga maratona. Grazie Italo Morao, grazie Mattia Pizzaia, grazie a tutti voi per la cortese attenzione, buona domenica. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex Novo Mercatino dell'Usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.
Bentrovati al meteo. Con la presenza dell'anticiclone l'atmosfera è stabile, pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Il dettaglio di domenica 3 settembre. Sul Veneto tanto sole, cielo che si presenterà in gran parte sereno o solo occasionalmente poco nuvoloso. Non sono previste piogge. Il clima sarà gradevole con temperature minime sui 13-20 gradi, massime comprese tra 27 e 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata soleggiata con cielo limpido, sgombro da nubi, velato sui rilievi. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime sui 29-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Anche in questo caso prevarrà il sole, lo vediamo dalla grafica, salvo la presenza di nubi basse mattutine. Temperature minime intorno ai 14-18 gradi, massime sui 31-33 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.